Al 10° minuto Fiocchi recupera palla a centrocampo, serve Benarullo che avanza e segna il gol del pareggio. Del portiere avversario, avanza palla al piede, la passa a Terranova sulla destra che di prima intenzione serve a Regina al centro dell'area che insacca la rete del vantaggio neroverde al Antonietti intelligentemente per Terranova, ne dribbla uno, il tiro! Brava la rete! Il vantaggio dei neroverdi con Terranova. Il pallone passa per Quaglie, Santa Marina trova l'imbucata per il numero 9, Quaglie. Antonietti, centralmente per Terranova, Terranova si gira e trova il gol, doppietta personale. E trova il gol Regina, trova il gol del 4-1. Sono Santa Marina, Terranova pronti a calcio. Regina ancora per Terranova, la rete, 5-1. Da Terranova centralmente, Terranova quindi riparte, ne scarta due in mezzo al campo, serve Quaglie dopo una finta e Quaglie lo riserva al centro dell'area e Terranova, gioco semplice per lui, segnare a Putano che non può far nulla, 2 contro 1. Rivediamo il replay, l'azione di Terranova che ne dribbla 2 a centrocampo, bravissimo il numero 10 neroverde, serve il capitano Quaglie, bravissimo anche lui a rimetterla in mezzo e Terranova porta vuota, segna la rete del momentaneo 2-1. All'8° minuto del secondo tempo Fiocchi avanza, palla al piede, serve Antonietti che gli chiude l'1-2 e lo stesso Fiocchi tira una siluro sotto l'incrocio dei pali e non ci può far niente in questo caso Putano. Grande gol di Luca Fiocchi. Palla per Fiocchi, il tiro ed è il gol, trova subito il vantaggio il Sassuolo con Antonietti che serve Fiocchi e trova subito la rete dell'1-0, vantaggio di Neroverdi. Ora Regina cambia per Santa Marina che se ne va per tutto il portiere, il tiro, palo gol, ha segnato con il numero 11 Santa Marina, con il numero 11, ottimo l'1-2, triangolo per Regina, trova la rete del 2-0. Antonietti direttamente in porta, trova il gol, 3-2, subito Antonietti, palla al piede per Terranova, Terranova sul secondo palo, per il palo Quaglie, gol, segna per il numero 9, Quaglie. Gol del 4-2, importantissimo. Trova il tiro, smanca bene palla lì. E che mezzo per Terranova! E c'è il gol! C'è il gol di Terranova che saluta qui in telecamera. Marina, raso a terra! Trova il gol! Numero 11, Santa Marina. Manca l'appoggio. Regina intaccata sulla palla. Antonietti passato in mezzo per Quaglie. Gol! 1-1, ha segnato Quaglie, la recupera subito il Sassuolo.
intercetta il tiro ed è gol. Ha segnato Santa Marina. Avino ora, se la porta sul destro, il tiro, Regina, la palla rimane lì, para una volta, ma non la seconda Bustial, e allora Regina trova la rete. Regina, 2 contro 1 per il Sassuolo, scambio con Terranova, Terranova il pallone in mezzo ed ancora Regina, passa per la prima volta in vantaggio il Sassuolo. Regina però recupera palla e con il suo sinistro fa partire un tiro potentissimo che si infila sotto l'incrocio dei pali colpendo il palo interno. Splendido gol di Regina che fa accorciare le distanze ai suoi. Dalla TM, quindi riparte in contropiede il Sassuolo con Terranova che serve a Vino che passa la palla al suo compagno Antonietti sul secondo palo e Antonietti non sbaglia e sigla la rete del pareggio al 14° minuto del secondo tempo. Con una rovesciata serve Regina rimasta in avanti, il numero 3 sassolese prova il pallonetto, ma il pallone sbatte contro il palo interno proprio come sul gol, ma la palla non entra in questo caso. Il primo ad arrivare sul pallone è però Antonietti, che con un tocco sotto trova la rete del 4-3. Antonietti recupera palla, intercetta, e allora Fiocchi il tiro, sotto le gambe del portiere. E trova la rete. Cambio con Avino. Trova subito Antonietti, l'1-2 si conclude. Avino il tiro, trova la rete di Domenico Avino, Santa Gognata, la rete di Avino. With